Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora stasera voglio raccontarvi l'ultima di Ilaria Salis. E voi direte no, perché ci infligge ancora Ilaria Salis? Cosa abbiamo fatto di male? Voi niente ovviamente, ma Ilaria Salis è indicativa. Cioè Ilaria Salis è un paradigma vivente di cos'è diventata, diciamo, la sinistra 5.0, la sinistra di oggi, perché Ilaria Salis è arrivata a proporre con un'uscita sui suoi social niente poco di meno che l'abolizione del carcere come obiettivo. Cioè, a cosa serve il carcere, la prigione, no? Il luogo in cui punire, rieducare, mettere al sicuro la società da chi si è macchiato di reati ed è giudicato pericoloso per la società, cioè da chi ha infranto la libertà altrui? No, nulla. Come dire, l'obiettivo politico di Ilaria Salis di oggi è l'abolizione del carcere. E seguiamo il ragionamento perché è particolarmente istruttivo sul delirio di questa tipologia di sinistra. Sono stata detenuta per oltre 15 mesi in condizioni contrarie ai più basilari principi di umanità. E vabbè, questo lo dice lei, cioè, occorrerebbe che qualcuno dimostri che in Ungheria, Stato europeo, Stato di diritto, democrazia occidentale, le prigioni non rispettino i più basilari principi di umanità. Cioè noi non crediamo che Ilaria Salis sia stata in un gulag russo nell'Artico o in un laogai cinese. Comunque lei dice questo e giustamente rivendica che sente molto il tema del carcere, delle condizioni delle carceri, questo è ovviamente legittimo. Fa poi un report sulla situazione indubbiamente spesso disastrosa, ingestibile e anche con delle punte inaccettabili proprio umanamente dello stato delle carceri italiane, solo che il tema sarebbe renderle accettabili, renderle moderne, renderle allo stesso tempo in grado di svolgere il loro ruolo sociale e di rispettare le persone recluse, non abolirli. Ma comunque fa un report delle condizioni delle carceri italiane, dice ovviamente che sostanzialmente le carceri sono uno strumento razzista e di classe, perché tendono a punire la povertà e la diversità, che no, non ci risultano reati in Italia, diciamo nei paesi mediamente civili, oltre che ovviamente dice lei il dissenso politico, e anche qui è un po' confusa, perché non siamo in Russia, non siamo in Cina, non siamo in Iran, non siamo in nessun paradiso, diciamo, comunista o terzomondista alternativo al malvagio modello capitalista che la Salis odia, perché in quei paradisi si punisce il dissenso politico e spesso anche la diversità. Da noi no, da noi né la povertà, né la diversità, né il dissenso politico sono reati, ma il capolavoro è sul finale, cioè la genialata della politica Salis è sul finale di questa sua spatafiata social che è stata ripresa ovunque, ovviamente, visto l'enormità della tesi. Cito letteralmente perché non sarei in grado di spiegarlo, diciamo, essendo vette di surrealismo finora inesplorate. Parliamo di una onorevole europea, cioè una deputata europea che rappresenta l'Italia al Parlamento europeo. La proposta di un'alternativa all'inefficacia e alla disumanità del sistema carcere non è semplice. In effetti c'è qualche problemino, cioè se domattina aboliamo le carceri, qualche problemino di tenuta sociale, ma di deragliamento della criminalità nelle strade esiste. Ma non è nemmeno un'utopia, ammonisce la Salis. Le strade da percorrere lungo la via di un nuovo realismo abolizionista. Quindi spende lei il vocabolo. La sua posizione sul carcere è un realismo abolizionista. Cioè, insomma, gradualmente, ma ci arriviamo, un po' come il comunismo, no? Che bisogna arrivarci per varie fasi, ma non è un'utopia. Ebbene, neanche l'abolizionismo delle carceri per la Salis è un'utopia.
le strade da percorrere ed è necessario da subito, sono fondamentalmente due. Da un lato, sperimentare sempre più forme di giustizia riparativa oltre il paradigma della reclusione. Cioè bisogna andare oltre il paradigma della reclusione, quindi come dire sgozzatori, stupratori, pluriomicidi seriali, non so, persone che sono macchiate di abusi su minori, eccetera, devono uscire da questo paradigma reazionario della reclusione. Siete reazionari anche voi che pensate che debbano rimanere reclusi. Ascoltate la Salis, superate questo paradigma. Dall'altro poi bisogna intervenire ovviamente in modo strutturale sulle grandi questioni sociali e politiche che rappresentano le vere cause alla base del problema. Cioè la causa è sempre di contesto, è sempre sociologica, è sempre questo malvagio sistema capitalista che affama e che crea le condizioni per cui le persone poi delinquano. Non c'è mai la responsabilità individuale, non troverete mai un grammo di responsabilità individuale nelle riflessioni di chi la pensa come la Salis. Chiusura finale: liberiamo la nostra immaginazione politica dalla falsa necessità della prigione. La falsa necessità della prigione. Cioè la Salis immagina una società in cui la prigione non esista, in cui non so come si regolino appunto i reati, ma io riesco a immaginarmelo solo come un ripristino dello stato di natura hobbesiano, dove l'uomo è lupo per l'altro uomo, se non c'è la punizione, l'autorità minima dello Stato che a tutela delle libertà punisce chi calpesta le libertà. Non riesco a immaginarmelo perché non ho liberato la mia immaginazione. Invece la Salis dice: liberiamo la nostra immaginazione dalla falsa necessità della prigione. Ora non so se sia in conflitto di interessi, nel senso che non voglio insinuare niente, per carità, ma avendo lei teorizzato altre volte la legittimità di comportamenti come l'occupazione abusiva delle case, come il blocco degli sfratti, come la resistenza pubblico ufficiale, cose che noi reazionari ancora giudichiamo reati, magari, come dire, vuole abolire la prigione anche per autotutela. Ma questa è la nostra malignità finale. Rimane il fatto che oggi una europarlamentare che rappresenta il popolo italiano propone di abolire il carcere. Io non credo che neanche lei, con tutto il suo talento, riuscirà ad andare oltre questa proposta, a fare di peggio. Grazie a tutti, a domattina. Tra un manifesto